Buonasera e benvenuti qui al Palazzetto dello Sport di Montebello per questa penultima giornata di campionato, 17ª giornata di campionato di Serie A2, Girone A. Qui di fronte a voi in diretta da Montebello, appunto dal Palazzetto dello Sport di Montebello, il Montebello contro il Montecchio Precalcino. Vado ad annunciare le formazioni per il Montebello. Il numero 7, il capitano Bolla Simone. Il numero 97, Tamborindeghi, Tambo Juan. Del Sale Alessandro indossa la casacca 45. Mirko Gardellin con il numero 1, portiere. Cinquini Ernest con il numero 19. 17 è la casacca del portiere Nardi Michael. Il numero 57 Gioffre Alessandro, 44 Rossi Riccardo, 58 Tudela Gabriel, il 77 Iselle Simone. In panchina per il Montebello Mister Ciupa Oviedo, Oscar secondo allenatore Randon Gianni. Dall'altra parte il Montebello scende in pista con il numero 8 Zanini Davide, il capitano. Il numero 1 il portiere Sanson Carlo, numero 22 Calvo Francisco, numero 73 Dalla Valle Andrea, il numero 6 Crovadore Thomas, il numero 9 Pozzo Nicola, il numero 64 Pozzato Riccardo, il numero 12 Carraro Gianni, il numero 44 Munaretto Enea, il numero 4 Marcon Kevin. In panchina Mister Ginestar Martin. Dirige l'incontro di questo pomeriggio il signor Ferraro Claudio, coadiuvato dall'ausiliare il signor Garzotto Luca. Tutto pronto per iniziare. Schierano in pista per il Montebello Tamborindeghi con il numero 97, Del Sale con il numero 45, il portiere 17 Nardi, Rossi Riccardo con il numero 44 e 58 la casacca di Tudela. Il fischio del signor Ferraro. Si parte con la battuta a favore del Montecchio. Dall'altra parte il Montecchio, come potete vedere ai vostri teleschermi, scende in pista con il numero 8 Zanini, il 22 Calvo, il numero 73 Dalla Valle, il numero 9 Pozzo. Ed è proprio il numero 73 Dalla Valle che adesso tira diretto in porta, respinge il nostro ottimo Nardi. Riparte il Montebello con il passaggio filtrante a servire Tudela, restituisce il favore verso Tamborindeghi, quindi Rossi a filtrare verso Tudela che non ci mette la stecca. La pallina rimane nel possesso del Montebello in casacca bianco-rossa alla vostra sinistra. Fraseggio ancora 9 secondi, il passaggio centrale a cercare Del Sale, non si chiude, la respinta del portiere. Ricordiamo il numero 1 Sanson Carlo tra i pali per il Montebello ed il primo fallo segnalato dal signor Ferraro a concedere il vantaggio al Montecchio. 23-41, 0-0. C'è un rimettere a posto i 45 secondi, si riparte e adesso sono trascorsi 10 secondi a favore del Montecchio. Si riprende il possesso della pallina il Montebello con la battuta di Tamborindeghi. Rossi, ancora Tambo, Rossi indietro per Tambo, chiuse le maglie della formazione in casacca bianco-verde. Si affonda il passaggio il numero 58 Tudela
non riesce a trovare il tempo per impensierire l'estremo difensore del Montecchio. Adesso riparte la formazione del Montecchio Precalcino con Calvo che prova a farsi strada, si guarda attorno, costretto a tornare indietro, a servire Pozzo. Pozzo, un tiro, passaggio intercettato da Tudela, prova ad affondare da solo, passa Rossi, una deviazione smorzata dal numero 9. Pozzo non riesce a trovare lo specchio della porta. Adesso c'è il contropiede da parte del Montecchio, il passaggio e o meglio scusate, il tiro da parte di Calvo che supera l'altezza della porta. E adesso è Tambo che prova a infilarsi in mezzo a tre, chiede il fallo, non c'è fallo per il signor Ferraro. E adesso il tiro da parte di Tudela che viene intercettato da Sanson, non riesce ad insaccare. Tanto ricordiamo che il Montebello è reduce dalle ultime due partite, una contro il Sandrigo persa fuori casa 4-2, mentre la partita contro il Valdagno superato per 4 reti a 3 che hanno concesso al Montebello un po' di respiro. Ricordiamo che le ultime 3 in classifica sono il Recoaro, il Valdagno ed il Montebello, quindi queste ultime 2 giornate sono fondamentali per il Montebello per riuscire ad raggiungere la salvezza, intanto che il primo fallo per il Montecchio è stato concesso dal signor Ferraro. Il Montebello in leggera difficoltà, Rossi torna indietro e perde i 5 secondi, concede la pallina al Montecchio. Intanto passo la parola ad Alessio per sentire negli altri campi quali sono i risultati e chi sta giocando. Negli altri campi sono già disputate 2 partite nelle giornate precedenti tra Sandrigo e Bassano, in casa del Sandrigo, vinta dal Bassano 8-5, e il Seregno e il Trissino, casa Seregno, vinta dal Seregno 4-3. In contemporanea alla partita del Montebello stanno giocando Correggio contro Tiene per un risultato parziale ancora di 0-0 e il Valdagno e Recoaro per un risultato parziale di 1-1. Ricordiamo che appunto il Valdagno e il Recoaro in classifica, nella parte bassa della classifica, si giocano appunto la salvezza insieme al Montebello, per cui è fondamentale, sarà fondamentale anche il risultato del Valdagno e del Recoaro, e ovviamente anche il Montebello non può concedere nulla. Intanto viene effettuato il primo cambio nella formazione del Montecchio. Entra in pista con il numero 6 Chirovadore Thomas, che cerca di contrastare Tamburindeghi. Passaggio per Rossi, tiro potentissimo intercettato da Pozzo. Sulla ribattuta ancora il Montebello che insiste con Tambo, il tiro a cercare di trovare lo specchio della porta centrale, trova l'attento Sanson che respinge la pallina. Il gioco viene fermato a favore del Montebello. Del Sale allarga per Rossi, si fa vedere ancora Tamburindeghi, ma Del Sale riceve la pallina in mezzo, un tiro accompagnato che non trova nessuna deviazione. Sanson respinge. Intanto la partita stava per ritornare alle mani del Montecchio. Il Montebello riesce ad intercettare e recuperare il possesso della pallina. Adesso il tiro di Del Sale che trova le gambe dei difensori del Montecchio. Riparte in grande velocità con il numero 22 Calvo, non riesce ad ottenere nulla. Adesso c'è una potenziale parità numerica e Tamburindeghi che prova ad contrastare
Pozzo. Riescono i giocatori in casacca biancorossa ad ottenere il possesso della pallina. Si parte dall'angolo basso a sinistra della porta difesa da Sanson. Batte Tudela a favore di Del Sale. E intanto il signor Ferraro ferma ancora una volta il tempo, il gioco, per evidentemente non erano stati messi correttamente i secondi, e nel frattempo ne approfitta Mister Oviedo per mettere in pista con il numero 19 Cinquini, ed è uscito il 44 Rossi. Il tiro potentissimo da parte di Tudela, che si infrange sul palo destro di Sanson, ma non deviato in porta. Un'ottima occasione per il Montebello, e adesso è il Montecchio che si guadagna un fallo di squadra al limite dell'area di rigore del Montebello. Si incarica della battuta il capitano Zanini, vicino a lui Calvo. Tutto pronto, fischio, è proprio Calvo che riceve il possesso della pallina, il tiro potentissimo, Cinquini che la devia alto dietro la porta di Nardi, e si riparte con la battuta da parte del Montecchio. Si riparte appunto con Montecchio. Passaggio dietro la linea del centrocampo. Riparte Pozzo, quindi Crovadore che si accentra, e intanto è il Montebello che subisce il fallo. Si riparte in maniera non del tutto con la pallina ferma, e ferma tutto appunto il signor Ferraro. Intanto chiediamo ad Alessio di dirci qual è la classifica delle ultime 3 in campionato, mentre c'è il tiro di Del Sale. Ribatte ancora con Tudela. Scusa Alessio, ma adesso è il Montebello che prova ad attaccare, ed è proprio Tudela che subisce il quarto fallo del Montecchio. 4 falli appunto per il Montecchio, 2 effettuati dal Montebello, 18 minuti quindi ancora a giocare in questo primo tempo, in questa 17ª giornata. Alessio, a te. Intanto negli ultimi 3 gradini del podio della classifica troviamo il Recoaro terzultimo con 13 punti, Montebello a pari merito col Recoaro con 13 punti penultimo, che vede il Recoaro a vantaggio per differenza reti, e il Valdagno ultima con 11 punti. Quindi, come detto prima, questa partita sarà fondamentale per il Montebello, e la partita tra il Valdagno e il Recoaro sarà fondamentale per stabilire gli ultimi posti in classifica. Adesso è il Montecchio che si accentra con il numero 22 Calvo, un tiro fortissimo in diagonale, nulla può fare Nardi, come potete vedere sul replay. L'affondo di Calvo, il tiro alla sinistra di Nardi, per il parziale di 1-0, 17-23 ancora da giocare, 1-0 per il Montecchio. Il Montebello deve cercare di non lasciare la presa completamente per nessun motivo. Questa è una partita fondamentale, come dicevo prima, per la salvezza. Intanto il Montecchio scambia in mezzo con Pozzo. È proprio Pozzo che prova ad affondare. Tudela senza fallo riesce a sfilargli la pallina, ma non ad ottenere il possesso della pallina. Torna su Zanini.
Su di lui ancora Tudela, il passaggio alla volta di Pozzo, indietro per Calvo, l'autore del gol, che adesso prova un tiro lento ma del tutto imprevedibile, con il rischio e la deviazione che finisce comunque fuori dallo specchio della porta. Adesso Tudela che prova al mazza e schiaccia, trova attentissimo Sanson sul primo palo. Adesso è Del Sale che si propone, Cinquini, Del Sale prova a smarcarsi, si guarda attorno, in mezzo a cercare Tamborindeghi, non riesce a deviare, torna indietro alla volta di Cinquini, che è costretto a fermarsi un attimo, riguardare indietro e ricostruire. Tamborindeghi in mezzo, prova ad infilarsi, contrastato da numero 22 Calvo. Ancora Del Sale, intanto è entrato in pista con il numero 7 il capitano Bolla per il Montebello. Rovescio di possesso di pallina, adesso il Montecchio con Calvo, passaggio sbilenco, raggiunge comunque Pozzo, ancora Calvo, Pozzo a cercare Crovatore, indietro per Pozzo, scambio con Zanini, dall'altra parte per Crovatore che prova ad affondare sulla destra, contrastato da Del Sale, dietro porta, cerca lo spazio, non lo trova, torna indietro, prova il tiro, riesce a raggiungere la porta e quindi a ottenere lo stop dei 45 secondi, ma capisce tutto il Montebello e riparte con Cinquini. Quindi Rossi e Bolla, Cinquini, si fa vedere dall'altra parte Tamborindeghi, dietro porta, riceve la pallina, incrocia per Rossi, Rossi il fendente centrale, respinge Sanson senza grossissime difficoltà e adesso la fonda da parte del Montecchio, contrastato da Bolla. La pallina rimane sulla stecca dei giocatori in casacca bianco-verde. Calvo, il triangolo a cercare Pozzo, non si capiscono bene, riparte Rossi, quindi Tambo, il tiro in mezzo a due giocatori non riesce ad essere pulito, viene sporcato ed è il Montecchio che si recupera il possesso della pallina, il passaggio da parte di Calvo a cercare Zanini, lo trova, ancora Calvo, su di lui il nostro capitano Bolla, scambio con Tamborindeghi, la pallina che si alza leggermente sopra lo specchio della porta e adesso è ancora Bolla che prova a cercare il tiro, il passaggio indietro verso Tamborindeghi, ancora lui, Bolla, 20 secondi ancora di possesso di pallina, 18 e Bolla che recupera ancora il possesso della pallina. Intanto c'è un ulteriore cambio, entra in pista con il numero 77 Iselle, è proprio lui che riceve, prende il possesso della pallina, tiro potentissimo, deviato sopra la rete, si riparte con il tiro a 2 nell'angolo sinistro della porta difesa da Sanson. Si incaricano del contrasto a 2 il nostro Rossi Riccardo e il numero 22 Calvo Francisco. E alla meglio Rossi, passa indietro centrocampo a cercare Bolla, quindi Cinquini che si accentra sull'uscita di Iselle, scambio verso Rossi, due giocatori su di lui, Rossi, tiro potentissimo, deviato e smorzato da Calvo, è proprio lui che si impossessa della pallina, il passaggio lungo a cercare il neoentrato, il numero Pozzo,
Dicevo, il neo entrato Carraro che riceve di nuovo la pallina, passa indietro a cercare Calvo. Crovadore. Calvo. Cerca uno spazio il Montecchio. Indietro per Carraro, quindi Pozzo. 8 ancora i secondi di possesso, se ne avvede il numero 22 Calvo che tira da lunga distanza, non trova lo specchio della porta, recupera la pallina Cinquini, serve Rossi, il passaggio indietro, non si capiscono i due, ancora dei secondi da giocare Cinquini e questa volta i 10 secondi sono già trascorsi, una non intesa tra i due. Intanto mi informo dalla regia che il numero 8, il capitano del Montecchio, si sta sotto la cura dell'infermiere di pista per un contrasto, speriamo nulla di grave. Ha preso appunto, come dicevo prima, il suo posto il numero 12 Carraro, mentre a bordo pista ci sono appunto gli sanitari che stanno cercando di curarlo, e adesso Iselle che prova in tutti i modi ad infilarsi ma riceve, non chiude il tiro, ma giustamente c'è un intervento da parte del signor Ferraro che decreta appunto il rigore per il Montebello. Si incarica proprio Iselle della battuta. Il tiro respinto da Sanson, il recupero da parte di Iselle e la traversa, e questa è davvero una sfortuna per il Montebello. Recupera il Montecchio, prova ad affondare, adesso è proprio il nostro capitano, il numero 7 Bolla, che riceve il fallo. Riparte in tutta velocità Cinquini, 11:15 il cronometro in questo momento. Cinquini finta il tiro, serve ancora Iselle che prova il passaggio smorzato indietro a servire, a provare a servire il numero 44, ma capisce tutto Crovadore sul passaggio smorzato di Iselle, che dopo un tiro fuori misura concede ancora il vantaggio al Montecchio, che recupera con Calvo indietro per Crovadore, scusate, per Pozzo, quindi Crovadore. Calvo. Su di lui Iselle, costretto a tornare indietro a cercare Pozzo, che prova un tiro dalla lunga distanza, finisce fuori dallo specchio della porta. Sulla ribattuta è proprio Crovadore che prova il tiro, e adesso ripartono i giocatori del Montebello con Cinquini, quindi Iselle con un recupero in doppia battuta. Il passaggio indietro ancora per Cinquini, quindi Iselle, giro verso Rossi, ancora Cinquini che parte in velocità, carica il tiro, la pallina viene deviata vicino alla stecca di Rossi, che non riesce a deviare. Adesso è ancora Rossi che prova ad infilarsi in mezzo, non ci riesce, passa Bolla, cerca il passaggio in mezzo, Bolla non ci riesce, contrastato ancora dal Iselle. Carraro costretto a cedere il possesso della pallina al Montebello. Riparte ancora il numero 19 Cinquini, Iselle, Rossi, Cinquini che riceve la pallina mentre stava effettuando il cambio, ritorna in pista Cinquini, si guarda attorno, indietro per Rossi, e adesso si propone per la sostituzione. Ritorna in pista Tudela che riceve la pallina in controtempo, riesce a tenere il possesso della pallina ai 5 secondi, il tiro, Rossi, doppia ribattuta sul portiere del Montecchio, su Sanson,
e adesso Iselle che prova l'alza e schiaccia, non si chiude, ancora Rossi, riesce a recuperare e passare indietro la pallina, ancora 30 secondi di gioco di possesso di pallina, il doppio tiro da parte di Tudela, poi di Bolla e adesso il fallo, quantomeno il fallo reclamato dai giocatori del Montebello, non del stesso avviso il signor Ferraro. E adesso è il Montebello che prova in qualche modo a ritornare in su con Iselle che prova il tiro debole, in realtà avevamo il numero 7 Bolla che era tutto solo, riparte in tutta velocità il Montecchio con Cravadore a cercare Carraro, non lo trova, la pallina finisce comunque nella stecca dei giocatori in casacca bianco-verde, indietro per Pozzo. E intanto in pista c'è un ulteriore cambio, entra con il numero 73 Dalla Valle Andrea, la pallina viene persa appunto dai giocatori del Montecchio, recupera Tudela dall'altra parte per Iselle, ancora Tudela, è tutto solo, prova a fare tutto da solo, riesce a smarcarsi due, a tirare in porta, basso, raso terra, capisce tutto Sanson e respinge, ancora Tudela in possesso della pallina, 37 secondi ancora di possesso di palla, torna indietro la volta di Bolla, finta il tiro, su di lui Carraro, dall'altra parte per Rossi, tiro sull'angolo sinistro alto di Sanson, respinge con il guantone, Bolla intorno a lui, passaggio per Tudela si gira, ancora una bersagliata di tiri alla volta della porta del Montecchio, attentissimo Bolla, ancora un ulteriore tiro e ancora Sanson, scusate, sulla respinta, ed è la pallina che in qualche modo tra un rimbalzo e l'altro finisce sulla stecca del numero 22 Calvo, l'autore del gol del Montecchio, che prova la ripartenza, si ferma, torna indietro, la volta di Pozzo, quindi Dalla Valle, tiro respinto da Nardi, a servire Tamborindeghi, rientrato in pista da qualche minuto, il tiro da parte di Bolla non si conclude, capisce tutto Tudela ma non riesce ad arrivare sulla pallina, ancora lui e questa volta il volo di Tudela non sanzionato e il contropiede del Montecchio con l'affondo da parte di Carraro. Ottima la prestazione di Nardi, un salvataggio su un contropiede che sembrava destinato. E intanto ancora il Montecchio in possesso di pallina con Dalla Valle, su di lui Del Sale, raddoppia marcatura con Tudela, torna indietro a cercare Pozzo, quindi Calvo, ancora Pozzo, e intanto il cambio da parte di mister Ginestar. È entrato in pista il numero 4 Marcon Kevin, mentre sul fischio del signor Ferraro il primo time out chiamato appunto dal Montecchio. Io lascio la parola ad Alessio per aggiornarci dagli altri campi. Sì, intanto nel campo del Correggio nessuna novità, rimangono sempre a 0-0, Correggio tiene. Invece il Valdagno e il Recoaro, con un precedente vantaggio del Recoaro di 2-1, si trova adesso in un parziale di 2-2. Intanto potete rivedere, potete riammirare sul vostro PC, computer, teleschermo il replay del tiro di prima effettuato da Iselle, respinto da Sanson sulla ribattuta, la traversa, la stecca presa appunto da Iselle, che non ha concesso appunto al Montebello la possibilità del pareggio. Come abbiamo sentito, il Valdagno e il Recoaro in questo momento si trovano in una condizione di parità 2-2. Intanto il doppio tiro da parte di, come potete vedere, da parte di Tudela, quindi Bolla, e questo il fallo reclamato da parte di Bolla, non concesso da parte del signor Ferraro, e non c'era fallo a suo giudizio.
tutto pronto per ricominciare la pallina sulla stecca di Tamborindeghi. Juan, intanto c'è da giocare la pista. 1-0 il vantaggio del Montecchio al 18° minuto da parte del numero 22 Calvo Francisco. Una partita che vede il Montebello sicuramente in risalita, ma non assolutamente in difficoltà. In questo momento deve trovare la rivalsa, deve certamente cercare di portare a casa il miglior risultato possibile per affrontare, azzannare la parte bassa della classifica e cercare di salvarsi a 2 partite dalla fine di questo campionato di Serie A2 Girone A. Appunto, dicevo, questa è la 17esima, è la seconda volta che sbaglio, scusate, la 17esima giornata di campionato. Si chiude il cancelletto e si riparte con appunto Tambo in possesso della pallina, vicino a lui Bolla, scusate, Del Sale. Il passaggio non felicissimo che concede la pallina al Montecchio. Sulla ribattuta si era impossessato della pallina Marcon, ma con caparbietà il nostro Tamborindeghi è ritornato a riprendersi la pallina. Adesso esce con il numero 58 Tudela in mezzo all'area di rigore, il tiro potentissimo, ancora respinto da parte di Sanson. Ancora il Montebello in mezzo, prova Tudela ad infilarsi, respinge con la stecca il numero 1 del Montecchio. È proprio Sansone che si incarica della battuta di questa ripartenza. E adesso il Montecchio scivola, non c'è qualche contestazione da parte del Montebello per aver preso la pallina mentre il giocatore era a terra, e adesso nella ripartenza è Tudela che prova a farsi strada, tiro potentissimo, ancora Sanson, ribattuto, Del Sale recupera la pallina, si guarda attorno, prova ad affondare sul lato sinistro, braccato da Carraro, ancora Del Sale, si guarda indietro, serve Rossi centrato, tira, la pallina deviata verso l'alto, recupera Tamborindeghi, indietro per Del Sale, che questa volta scende sul lato destro, filtra la palla indietro per Tamborindeghi, parte in tutta velocità Tudela, in mezzo, prova un tiro, non trova lo specchio della porta, ma è ancora il Montebello in possesso della pallina, 10 secondi ancora per raggiungere il tiro in porta, e adesso è Tambo che prova a fare tutto, alza e schiaccia, liscia la pallina, recupera il Montecchio, ma il passaggio in fondo a cercare dalla valle non si chiude e recupera Del Sale per il Montebello. Tambo, tiro potentissimo in mezzo, stavolta finisce sui pattini del difensore del Montecchio. Adesso sulla ripartenza con il numero 9 Pozzo, tiro che però si infrange oltre lo specchio della porta, in alto, si riparte con la pallina appunto per il Montebello. Rossi, Tamborindeghi in fondo a cercare Tudela, su di lui Marcon, ancora Tudela, prova in mezzo ad alzare, ancora un palo, doppio tiro e sulla respinta il giro, il numero 58 Tudela, Gabriel insacca, questa volta nulla può fare Sanson sulla doppia ribattuta, un tiro che aveva da prima, come potete vedere sulla replay, aveva preso il palo sulla ribattuta sotto la traversa. Ottimo il tiro, il doppio tiro da parte di Tudela, e adesso si è ristabilita la situazione di parità. Montebello 1, Montecchio 1, 3 minuti ancora da giocare in questo primo tempo, in questa 17esima giornata. Adesso è il Montecchio che prova a rimettere un po' in ordine l'attacco, il tiro in mezzo non potentissimo ma da impensierire Nardi. Adesso è Rossi che prova a fare tutto, il doppio
tiro non riesce a chiudersi in porta, il passaggio per Tamborindeghi che dopo neanche un minuto dal gol di Kamil Tudela insacca dietro le spalle del numero 1 Sanson il secondo gol per il Montebello. Riguardiamo in replay la ripartenza da parte di Tudela che finta il tiro, passa dall'altra parte a Tambo che insacca sul lato destro. Sanson 2-1 per il Montebello e ancora il Montebello in possesso di pallina, galvanizzato da questo doppio tiro, doppio gol. Tudela, tiro in trasversale a cercare la porta, non la trova, recupera il Montecchio, adesso prova a risalire la china la squadra di Mr. Ginestar e con il numero 6 Crovadore che prova un tiro ma viene buttato a terra dai giocatori del Montebello che commettono il quinto fallo ed è ancora un altro time out chiamato da Mr. Ginestar che manda i giocatori in panchina per i consigli dei rispettivi mister. Riguardiamo il tiro di Tudela, il primo sul palo, il doppio è là da dietro porta e nulla può fare questa volta Sanson sul doppio tiro di Tudela. Ribaltamento completo della partita negli ultimi minuto e mezzo di fatto, prima da parte di Tudela e poi su assist ancora di Tudela il tiro, come potete vedere adesso dal replay, di Tamborindeghi, Tambo che insacca Sanson. 2-1, 2-17 ancora da giocare, 5 falli per il Montebello, 6 per il Montecchio. E intanto arriva il fischio per il suono per riprendere la partita dopo il time out chiamato da Mr. Ginestar. Si riparte appunto con la pallina in possesso del Montecchio dopo il fallo subito da Crovadore. Crovadore, proprio lui che passa a Pozzo torna indietro, adesso il pressing alto da parte del Montebello e questa volta è Calvo che subisce il fallo da parte di Tamborindeghi. Intanto si è impossessato del rettangolo di gioco anche con il numero 57 Geoffrey Alessandro ed è il Montebello che recupera la pallina. La stecca Del Sale che affonda sul lato destro, si guarda attorno, non c'è nessuno dei suoi giocatori, dei suoi compagni, torna indietro per il rientrato in pista Cinquini, quindi Tambo, l'autore del secondo gol. Cinquini dietro porta, si guarda attorno, braccato da Zanini, quindi Tambo che prova un passaggio filtrante a cercare, trovare Cinquini dietro porta e marcato da Zanini che appunto è rientrato in pista, quindi nulla di grave dopo la medicazione. La pallina ancora in possesso del Montebello, il tiro che si infrange dietro la porta da parte di Del Sale, recupera il Montecchio, Crovadore affonda sul lato destro, prova a fargli paura Tamborindeghi sulla doppia ribattuta e Geoffrey che invece riesce a recuperare il contropiede da parte del Montebello, il passaggio a servire la corsa di Cinquini non si chiude in un tiro efficace. Adesso è Zanini che prova il passaggio in mezzo per Crovadore, chiude il palo Nardi, la pallina finisce dietro le spalle della porta difesa da Nardi. Ancora il Montebello, 35 secondi di possesso, 32 in questo momento, 32 secondi e il Montebello può gestire, dovrebbe poter gestire il possesso di pallina fino all'ultimo tiro. 23 secondi infatti sono i passaggi da parte Del Sale che si guarda attorno, Tamborindeghi, ancora Del Sale, Geoffrey, Cinquini gli sfila la pallina, Crovadore che prova un passaggio filtrante, disattenzione da parte dei giocatori del Montebello che a 3 secondi dalla fine del primo tempo riescono a farsi sfilare la pallina. Chiudiamo il parziale di questo primo tempo, 17esima giornata del campionato di Serie A2 Girone A.
con il risultato parziale di 2-1 per il Montebello. Ricordiamo il primo gol da parte di Calvo al 18° minuto per il Montecchio, raggiunto a 3 minuti dalla fine del primo tempo da parte di Tudela, e a 2 minuti e mezzo l'allungo da parte di Tamborindeghi. Noi ci troviamo tra circa 8 minuti.
Ok, dimmi quando andiamo. Tutto pronto per questo secondo tempo, 17esima giornata di Serie A2. Il risultato qui al Palsport di Montebello vede appunto il Montebello contro il Precalcino in vantaggio di 2-1. Il primo gol da parte del Montecchio al 17esimo del primo tempo con Calvo, e raggiunto poi a 3 minuti dalla fine del primo tempo prima da Tudela su un doppio tiro sul palo e poi sulla testa di Sanson, e il secondo gol segnato appunto da Tamburindeghi sopra la porta sopra la testa di Sanson. Riparte il Montebello con Cinquini dopo il passaggio ricevuto appunto da Tamburindeghi, numero 97. Dall'altra parte adesso è Del Sale. Il tiro che si infrange sulla difesa del Montecchio, e adesso il Montecchio che gira intorno al centrocampo, e la marcatura stretta da parte dei giocatori del Montebello. Prova a cercare lo spazio il capitano Zanini dietro porta. Si chiudono a quadrato i giocatori del Montebello, e Gioffre che prova a impensierire. Adesso è il passaggio inavvertitamente verso Giannini che prova a far rimbalzare. Non ci sono falli in questo botta e risposta tra il Montebello e il Montecchio dietro porta del Montebello. La partita continua con Gioffre a servire Del Sale. Del Sale si guarda attorno, ancora in apertura per Gioffre dietro Del Sale, e adesso la marcatura strettissima da parte dei giocatori in casacca bianco-verde a cercare di arrestare la furia del Montebello. Il tiro bello piazzato da parte di Cinquini da centrocampo non ha difficoltà l'estremo difensore del Montecchio a respingere. Adesso il Montecchio che riparte, c'è Calvo dietro la porta, su di lui prima Del Sale, dall'altra parte Tamburindeghi, ancora Calvo, cerca e prova ad infilarsi in mezzo, doppia respinta da parte di Michael Nardi, e adesso il possesso di pallina, ancora il Montebello. Tamburindeghi braccato dal numero 22 Calvo, il passaggio a servire Cinquini, ferma tutto il signor Ferraro per un movimento di stecca non corretto. Riparte il Montecchio con Calvo, indietro per Zanini, in mezzo per Crovadore, indietro ancora per Zanini, cerca lo spazio, trova il passaggio e il tiro da parte di Pozzo, ben piazzato il tiro, ma ben piazzato anche il nostro Nardi nella ribattuta. E adesso è il Montecchio che prova a infilarsi in mezzo ancora con Crovadore, ancora Nardi in respinta, recupera il Montebello con il passaggio filtrante da parte di Gioffre, scusate, da parte di Del Sale a servire Gioffre. Capisce tutto Calvo che prova sulla fascia sinistra a portare avanti la pallina, raddoppia di marcatura su di lui, costretto a tornare indietro, a cercare Pozzo, scusate, a cercare Zanini. Zanini, un passaggio, un tiro accompagnato verso la porta di Nardi. Adesso è Cinquini che non si avvede del compagno di squadra dall'altra parte, tira diretto in porta, respinge ancora l'estremo difensore del Montecchio. E ancora Cinquini, ancora il Montebello in possesso di pallina, 27 secondi ancora di possesso di pallina, 45 il numero di Del Sale che porta avanti la pallina, che sbatte sulla rete, ritorna ancora sulla sastecca, indietro per Cinquini che parte in velocità, tiro, questa volta respinta da Calvo che offre la possibilità di un contropiede, in mezzo ancora Calvo a cercare Crovadore, non riesce a controllare la pallina, e adesso
non c'è fallo secondo il signor Ferraro. E adesso il Montebello con 3 giocatori ritorna indietro. Tamborindeghi con caparbietà su Crovadore a recuperare, riprendersi il possesso della pallina. Ancora Gioffre che lancia lungo linea a cercare un compagno libero, non lo trova, recupera il Montecchio. Calvo, Pozzo, Zanini, Crovadore, in mezzo ancora per Zanini, dall'altra parte non trova lo specchio della porta. Bello il tiro in diagonale, non trova comunque lo specchio della porta. E ancora il possesso della pallina, 10 secondi di possesso per il Montecchio e Zanini che si occupa di guardarsi attorno, cercare un proprio compagno, lo trova nel passaggio e nel filtro in mezzo verso Crovadore, ma alla fine il suo tiro alto sulla traversa. Riparte il Montebello, ritorna in pista con il numero 58 Tudela che riceve proprio in questo momento la pallina. Il portiere il portiere adesso in pista per il Montecchio non è più Sanson ma è Pozzato Riccardo, che aveva in qualche modo tirato un po' in lungo la stecca oltre la linea dell'area. Non se ne avvede il signor Ferraro che lascia continuare il gioco. E adesso il Montebello prova a farsi pericoloso, capiscono tutto i difensori del Montecchio. Il filtro in mezzo per Crovadore che prova a infilarsi e subisce il fallo. Esce intanto Gioffre, rientra in pista Isel con il numero 77. Si riparte con una battuta da parte del Montecchio. E intanto sentiamo se dagli altri campi ci sono state novità. Ebbene sì, ci sono novità in entrambi i campi. Il campo del Correggio, il Correggio si ritrova in vantaggio con una rete a 0. Invece nel campo del Valdagno il Recoaro segna altre 2 reti portandosi in vantaggio con un risultato di 4-2. Quindi il Recoaro ha allungato le distanze nei confronti del Valdagno, mentre il Montebello prova una ripartenza in contropiede, 3 contro 2, non riesce a chiudere il passaggio Tudela. E adesso il rischio è di un ritorno del Montecchio dall'altra parte. Raddoppio di marcatura sul numero 8 Zanini. Rossi, Tamborindeghi, ancora Rossi, controllo in 2 tempi. Tamborindeghi, Iselle si guarda attorno, prova a infilarsi in mezzo, perde il possesso della pallina ma guadagna un fallo di squadra. 7 i falli di squadra per il Montebello, 7 per il Montecchio. E adesso il Montecchio che riparte con il numero 22 Calvo, attentissimo Nardi, questa volta è ancora un fallo per il Montecchio. 8 i falli per il Montecchio, protestano dalle tribune i tifosi del Montecchio. Riparte Tudela a servire Iselle, si guarda attorno e trova Rossi. Intanto prende il possesso della pallina l'appena entrato Bolla. Iselle accompagna il gioco, la profondità sulla sinistra, giro dietro porta, si guarda attorno, prova a recuperare la pallina, alza e schiaccia, e questa volta a tu per tu con Pozzato. Riccardo non riesce ad avere la meglio. Una bella azione da parte del numero 77 del Montebello che si trova a tu per tu con Pozzato e su un alza e schiaccia non riesce a recuperare. Intanto Rossi gli sfila la pallina Pozzo e su una ripartenza attentissimo Nardi, il passaggio adesso dall'altra parte dei fronti per Bolla che con un tiro non del tutto centrato finisce per portare la pallina sul fondo della pista. E adesso il Montecchio si trova in superiorità numerica, miracolo da parte di Nardi, un recupero del Montebello in realtà in ritardo, anche un pizzico di fortuna da parte dei giocatori in casacca biancorossa. Si trovavano in condizioni di inferiorità numerica 3 contro 1
Nardi ha fatto il suo pezzo e adesso ancora Bolla nella ripartenza, un tiro, non trova lo specchio della porta, alto, finisce ancora sulla stecca di Rossi, che però gli viene sfilata la pallina dal numero 22 Calvo, che affonda per il capitano Zanini. Zanini, 2 su di lui, Iselle e Rossi. Alla meglio dapprima il numero 44 Munaretto e poi il Montebello con Bolla, riesce a sfilargli la pallina, un contropiede, si torna indietro a cercare Rossi, Iselle, il passaggio di prima verso di lui, quindi ancora Rossi che parte in velocità, si ferma, torna indietro per Tudela, ancora Rossi. Il gioco in mezzo, Tudela incrocia Iselle, Rossi, Tudela prova a infilarsi in mezzo, non riesce, sulla ribattuta ancora Rossi a tenere il possesso della pallina, il tiro fuori misura, riparte il contropiede il Montecchio con 3 giocatori, ritornano di gran fretta i ragazzi di Oviedo e adesso la pallina è sulla stecca del numero 44 Munaretto, e adesso il passaggio verso Calvo, indietro a cercare Pozzo che prova un passaggio accompagnato, intercettato dal pattino di Iselle, la pallina resta tuttavia ancora nella stecca dei giocatori del Montecchio, prova a farsi strada in mezzo il numero 9 Pozzo a servire Calvo, ci riesce, su di lui Tudela e adesso sono 2 secondi, il tiro riesce a raggiungere il casco di Nardi, ma la pallina è decretata alta dal signor Ferraro, che ferma il gioco per il primo time out del secondo tempo, mentre vediamo appunto il gioco dietro porta da parte di Iselle in replay, che era riuscito a liberarsi di 2 giocatori, ad alzare e a schiacciare, ma ci ha messo davvero una pezza, un miracolo il numero 64 del Montecchio con Pozzato, respingendo questo tiro. (2-1) il parziale, 15-21 ancora da giocare in questa giornata di campionato, penultima giornata di campionato di Serie 2 Girone A, qui al Palazzetto dello Sport di Montebello. Intanto i falli per entrambe le squadre, 7 per il Montebello, 8 per il Montecchio. Davvero importantissime le ultime partite di campionato per il Montebello, sicuramente per il Valdagno e anche per il Recoaro, per l'accesso ai play-out in zona salvezza, per mantenere il posto in Serie 2 per la stagione 2026-27. Si riparte con la pallina per il Montebello, si incarica della battuta il capitano Bolla, a servire Cinquini, che parte in gran velocità sulla parte destra, seguito dal numero 22 Calvo, che commette fallo e il signor Ferraro decreta il fallo a favore di Cinquini ed tira su anche un cartellino giallo. Rivediamo in replay la spinta da parte di Calvo, e intanto si è guadagnato anche il cartellino giallo il mister Ginestar. Il tiro da parte di Tudela, respinta ancora dall'estremo difensore del Montecchio, velocissimo il rientro da parte del Montecchio, un'altra occasione come tiro di estremo tiro, un'altra occasione per il Montebello, e adesso sul rimbalzo della balaustra la meglio, il passaggio di Iselle, la meglio per il Montecchio, e Calvo che prova a fare tutto da solo, riesce il passaggio verso Pozzo, tutto solo, e davvero brividi per la difesa del Montebello in questo momento, che è passato da un estremo tiro da parte del Montebello ad un contropiede, un tiro da parte di Pozzo. Davvero bello il passaggio, il servizio da parte di Calvo, e il tiro che non ha trovato lo specchio della porta per Pozzo, che era tutto solo, lasciato tutto solo nella difesa del Montebello. Bisogna fare molta attenzione, tenere molto alta la concentrazione. Adesso il passaggio filtrante da parte di Bolla
che non trova nessuno, di fatto si infrange dietro la porta, il tiro di Tudela respinto da Pozzato, ancora il Montebello con il tiro improvviso a parte di Tudela che non trova lo specchio della porta. Adesso riparte il Montecchio con il servizio da parte di Calvo, a servire Zanini, riceve il passaggio indietro ancora, quindi Pozzo. Zanini prova a infilarsi in mezzo, capisce tutto Bolla che scivola a detta del signor Ferraro. Buona l'occasione del Montebello di poter recuperare e salire in contropiede, ma su questa scivolata non riesce a recuperare il possesso della pallina. Calvo, il tiro respinto questa volta da Cinquini. 10 sono i secondi, c'è il fischio del signor Ferraro e si riparte con il Montebello. Tudela che prova ad impensierire, infilarsi in mezzo, capisce comunque tutto, ma il numero 44 Munaretto che poi impensierisce il nostro Nardi. Adesso è Tudela che prova a infilarsi in mezzo, non riesce ad andare in mezzo, questa volta è proprio Tudela che commette fallo a detta del signor Ferraro e si riparte con la pallina sulla stecca dei giocatori in casacca bianco-verde. 8 i falli per squadra. Decisivo anche il conteggio dei falli in questo secondo tempo. 13 minuti ancora sul cronometro di questo secondo tempo, di questa 17ª giornata di campionato di Serie A2 girone A. Alessio, negli altri campi i risultati sono ancora invariati? Beh, nel campo del Valdagno contro il Recoaro si trovano ancora 4-2 in vantaggio per il Recoaro. Intanto invece il Correggio allunga le distanze sul Tiene, portandosi con il risultato a 2-0. Un parere di questa, Alessio, un parere di questa partita. Il Montebello mi sembra che stia in qualche modo cercando di mantenere alta la concentrazione. Beh, di sicuro è una partita molto combattuta, con tanta fortuna da entrambi i lati, che vede anche il Montecchio che sta spingendo tanto per recuperare e portarsi avanti. Peccato i 2 tiri di prima da parte del Montebello non realizzati. Adesso 8-8, penso che il conteggio dei falli sicuramente può essere determinante in questa seconda frazione di gioco. Indubbiamente, di sicuro bisogna stare attenti e non provocare nessun fallo non voluto da entrambi i lati. E si riparte con Pozzato a servire Zanini, l'incrocio con Calvo, ripartono velocissimi i giocatori del Montecchio. Calvo si trova di fronte a lui 2 giocatori, Zanini riesce a servire Munareto e adesso il Montebello con il 97 Tamborindeghi che prova un alza e schiaccia debole, a dire il vero, almeno dalla vista di questa postazione. Il recupero da parte del Montecchio con il tiro che raggiunge Nardi e recupera il ritorno da parte di Tudela per il contropiede. Adesso sembra quasi un botta e risposta. È Tamborindeghi 3 contro 2. Tambo ancora il tiro respinto dal gambe di Zanini, ancora sulla stecca del giocatore in casacca biancorossa. Tamborindeghi dall'altra parte a cercare Cinquini, il passaggio restituito, il favore verso Tambo, quindi Del Sale in mezzo, braccato da 2, il tiro potentissimo, respinto ancora da Pozzato e recupera il Montecchio e adesso c'è raddoppio in marcatura, ancora 2 giocatori, non si può lasciare libera la possibilità di tirare. Zanini ha tirato in porta, bravissimo Nardi, ben piazzato, e adesso il recupero da parte di Tudela che prova si gira, un alza e schiaccia, la pallina ancora sulla stecca del Montebello, Del Sale, quindi respinto ancora da Tudela che chiama il cambio per una botta presa sul viso. Recupera il Montebello con
Cinquini, ancora Cinquini, prova ad accentrarsi, riesce a tirarsene via 2. C'è intanto c'è Pozzo per terra che chiede di fermare il gioco, non ferma nulla il signor Ferraro in attesa del tiro appunto del Montecchio, e adesso c'è un cambio tra le file del Montebello e un apparentemente crampi da parte del numero 9. Rivediamo intanto il tiro di prima da parte di Tudela, un tiro diretto e respinto con il guantone che rimane per terra di Pozzato, e dopodiché la furia bianco-verde torna indietro in gran velocità per chiudere tutti gli spazi. Intanto dicevo, il numero 9 Pozzo era rimasto a terra apparentemente per crampi e adesso è stato sostituito dal numero 12 Carraro. E intanto ancora un time out chiamato questa volta da Mr. Ciupa Oviedo. 10:53. Consiglio da parte di entrambe le panchine. Lunghissimi ancora questi minuti di gioco, 8-8 i falli da parte di entrambe le formazioni, e si riparte con una pallina a 2, direi. Nell'angolo basso a sinistra della porta del nostro Michael. Sulla pallina Del Sale per il Montebello e Calvo per il Montecchio. Attorno a lui è proprio Calvo che riesce a servire il proprio compagno Munaretto, che prova ad affondare con un tiro, non ci riesce. Il tiro dalla lunga distanza da parte del neoentrato dalla Valle che non trova lo specchio della porta. Insiste il Montecchio, ma c'è il raddoppio di marcatura su Carraro. Alla meglio Rossi che affonda verso il lato destro a cercare Cinquini, lo trova. Il passaggio ancora per Del Sale. Si allargano un po' le maglie si allargano un po' le maglie e gli spazi per i giocatori del Montebello. Si stringono in quadrato i giocatori del Montecchio per cercare di non lasciare spazi. Adesso è Cinquini che prova a infilarsi in mezzo a 2, ci riesce in qualche modo ma viene spostato verso la parte esterna. Ancora Cinquini in mezzo, riesce ad accompagnare la pallina ma poi gli sfugge, non impensierisce Pozzato. Ancora Cinquini prova a farsi strada, scivola, recupera Del Sale. Dalla Valle su di lui, costretto a tornare indietro per Cinquini, quindi Tamburindeghi, dall'altra parte ancora per Del Sale. Tamburindeghi, Cinquini, si guardano insieme attorno i giocatori del Montebello per trovare un varco. Si fa vedere indietro Rossi, controlla in 2 tempi il tiro sul primo palo che sfiora la rete esterna, dando l'impressione di essersi insaccato. Del Sale, Tamburindeghi, il passaggio di fatto non era davvero un tiro smorzato da Pozzato, recuperato da Calvo, e in mezzo chiede la pallina Carraro, non la riceve, braccato da Cinquini. Adesso i passaggi Dalla Valle e Minaretto, il doppio! La doppia parata, il doppio miracolo da parte di Nardi sul tiro prima di Dalla Valle e poi del numero 44 Munaretto. E adesso il Montebello che prova a tenere possesso di palla ma recupera il Montecchio. 3 giocatori del Montecchio da dietro. Rossi riesce in maniera del tutto pulita a tirar via la pallina al numero 22 Calvo. Qualche screzio tra Calvo e Del Sale. Adesso è Tamburindeghi, quindi Del Sale, Tambo, Bolla, Del Sale, Rossi,
Tambo, 18 i secondi di possesso, ancora Del Sale, prova a cercare la porta, non la trova, sulla respinta riparte Munaretto, il passaggio ancora per lui, la pallina a favore, rimane a favore del Montecchio, e intanto c'è un cenno da parte di Rossi verso la panchina. Sembrava si fosse fatto male, in realtà nulla di tutto questo. È proprio Rossi che intercetta la pallina sul passaggio che voleva chiudere verso Munaretto, e adesso Tamborindeghi che prova in un'azione solitaria a cercare di impensierire ma non riesce a tirare. Riparte Calvo con il numero 22, velocissimo, si tira via due giocatori del Montebello, e adesso però riceve il raddoppio di marcatura da parte del Montebello. La pallina rimane sulla stecca dei giocatori del Montebello, il passaggio velocissimo a cercare Bolla che incrocia dall'altra parte per Tambo, quindi Del Sale. Intanto ha ripreso il possesso del parquet il numero 58 Tudela, e il tiro da parte di Del Sale, palo e respinta. Mamma mia, una brivido per la difesa del Montebello, un tiro incrociato da parte del Montecchio, una disattenzione da parte del numero 45 su un tiro in ribattuta quando era ultimo uomo, concedendo la possibilità al Montecchio di affondare, e ci stava quasi riuscendo. Palo e poi gambale di Nardi a sventare questa possibilità per il Montecchio. Intanto informo che in entrambi i campi ci sono dei cambiamenti sul risultato. Infatti nel campo del Correggio il TN riesce a riportarsi in parità con il risultato di 2-2, e nel campo del Valdagno il Valdagno accorcia le distanze in un 4-3, però poi il Recoaro riallunga portando il risultato a 5-3. Quindi ancora 2 reti di vantaggio per il Recoaro, che gli concedono sicuramente un po' più di fiato nella parte bassa della classifica, mentre qui al palazzetto dello sport di Montebello il parziale 2-1 per il Montebello. Abbiamo appena visto un'azione sventata, una fortunata azione per il Montebello, sfortunata per il Montecchio. Adesso si parte con la palla 2 e si ribatte ancora su una palla 2 sulla pallina. Ancora Calvo e Tambo, alla meglio il Montebello, riparte in tutta velocità Tudela braccato da Zanini. Adesso riparte Tamborindeghi, su di lui Calvo, indietro a cercare Bolla, si riprende il possesso della pallina Tamborindeghi, quindi Tudela, Iselle, Tudela, Tamborindeghi, Iselle, tiro fuori misura. La pallina recuperata ancora da Iselle, ancora un altro tiro, ancora fuori misura, e la pallina questa volta è recuperata dal Montecchio, che riparte in tutta velocità. Sono in 4 i giocatori del Montecchio, il passaggio fuori tempo a cercare Munaretto, indietro, e 5 secondi trascorsi, si riparte con... c'è un po' di ostruzionismo da parte dei giocatori del Montecchio, si riparte con la pallina per il Montebello, la recupera il capitano. Ecco il fischio del signor Ferraro. Indietro a cercare Tudela, Tamborindeghi, Tudela, Bolla, Tambo, braccato da Calvo. Intanto il passaggio bellissimo, la chiusura, il triangolo da Iselle verso Tudela, tu per tu, ancora con Pozzato, che un altro miracolo da parte dell'estremo difensore del Montecchio. E adesso questa volta è stato giudicato falloso l'intervento
da parte di Iselle nel recupero della pallina. Sono 9 i falli per il Montebello, si mette in una situazione critica per il Montebello. Il nono fallo, bisogna non fare falli ragazzi e bisogna ripartire con intelligenza. Calvo, il passaggio a cercare Pozzo, quindi Munaretto, ancora Calvo, e questa volta il fallo è commesso dalla Montecchio. Riparte in tutta velocità Bolla, quindi Tamborindeghi che si gira su se stesso, forse un trottola di troppo, era del tutto solo, ha perso un po' di tempo. La pallina rimane comunque nella stecca dei giocatori in casacca bianco-rossa. 9 i falli per entrambe le formazioni. Ancora Tambo, quindi Tudela. Isel si guarda attorno, prova ad affondare dietro porta, su di lui a seguire il numero 9 Pozzo, che rimbalza sulla pattino, la pallina recuperata dai giocatori del Montecchio, e adesso il passaggio per il numero 12 Carraro, tutto solo, lasciato solo imprudentemente dai giocatori del Montebello, non riesce ad approfittare. Ovviamente Nardi ha fatto la sua azione quotidiana, tuttavia come dicevo prima, il numero 12 Carraro era del tutto da solo. Bisogna non lasciare spazi e bisogna cercare di trovare il modo di non impensierire la nostra porta. Adesso riparte il Montebello con Tamborindeghi, passaggio ritornato indietro da Tudela, quindi Bolla, Tambo, Iselle, ancora Iselle che affonda, prova ad andare in mezzo, il passaggio prima sui gambali di Pozzato e poi non riesce ad approfittarne Tudela. Adesso il Montecchio che riparte con Pozzo, indietro a cercare Calvo, ancora Pozzo, davanti la porta, il tiro da parte di Calvo con il tentativo di deviazione da parte di Carraro che non riesce, e adesso è Tamborindeghi che scivola, la pallina viene riconcessa al Montecchio. 3:31 sul cronometro. Riparte il Montecchio, capisce tutto Tudela al passaggio di Tambo, quindi Tudela, ancora Tambo, il retropassaggio a cercarlo, braccato da Pozzo, ancora il Montebello in diagonale per Tamborindeghi, quindi Tudela, Iselle, passaggi veloci, 24 secondi ancora di possesso. Tambo, Tudela, rientrato in pista intanto Rossi, gli ha lasciato il posto Bolla, scusate, e adesso è proprio Rossi che cerca Iselle, recupera la pallina, Iselle, il tiro ben piazzato, il numero 64 del Montecchio, c'era Tudela tutto solo, probabilmente poteva trovare, e adesso è il 10° fallo commesso dal Montecchio, che concede un tiro di prima al Montebello, trattenuto il numero 58. Guardiamo il replay sulla ripartenza, come potete vedere Tudela è stato trattenuto e quindi il fallo, il 10° fallo per il Montecchio. Si incarica della punizione di prima Tamborindeghi, tutto pronto per il tiro respinto da Pozzato, ancora Tamborindeghi 2 volte e ancora Pozzato che fa il doppio miracolo per la propria parte. Adesso il Montecchio che prova, galvanizzato con Calvo, il passaggio servito da Zanini, tiro da parte di Crovadore, fuori misura, c'è stata probabilmente anche una deviazione, riparte Tamborindeghi con il passaggio a servire Rossi tutto solo, cerca di farsi spazio e questa volta è il fallo
commesso dal Montebello, il 10° fallo a detta del signor Ferraro, e si ribalta tutto. E adesso il fallo di prima, dovremmo rivedere il replay, non sembrava assolutamente, anzi il fallo sembrava esattamente dall'altra parte. Come potete vedere non si riesce a vedere esattamente cosa volesse dire il signor Ferraro. E adesso è il Montecchio che si trova nella posizione di vantaggio. Punizione di prima, è Calvo che si incarica della battuta, di fronte a lui Michael Nardi, e questa volta si insacca. È davvero un peccato, 2-3 punizioni, 2 tiri di prima, 2 rigori e una punizione di prima non realizzati. E adesso si fa dura, 2-2, non bisogna mollare. Riguardiamo il replay. Aveva da prima intercettato il nostro Nardi, ma si era buttato a terra probabilmente troppo presto, lasciando lo spazio. Adesso riparte velocemente il Montebello con Tudela prova a fare tutto da solo, si infila in mezzo, il passaggio veloce per Tambo, il triangolo, il tiro. E adesso ancora Del Sale. Rossi prova a tirare in mezzo, tutto solo, su di lui Pozzo, gli chiede la pallina Tudela, non la riceve, recupera il Montecchio. Adesso ancora il Montebello con Tamborindeghi che fraseggia un passaggio in più, e la pallina ancora un botta e risposta, non ci sono schemi, il passaggio a cercare sul primo palo, Tudela non riesce ad intercettare, 1-5 ancora da giocare. Del Sale, il passaggio deviato da Rossi, adesso ferma tutto il signor Ferraro, probabilmente per un diverbio tra Rossi e Zanini. La pallina era nella stecca dei giocatori del Montebello, si riparte appunto con Del Sale, si fa vedere da lontano Rossi, intanto è tornato in pista anche il numero 19 Cinquini. Adesso il recupero a parte di Crovadore, il tiro non chiude il primo palo, Nardi recupera il Montebello con Tudela, tiro fortissimo respinto da Zanini, ancora un altro tiro, recupera la pallina il Montebello, ferma tutto il signor Ferraro concedendo ancora un fallo al Montecchio, a favore del Montecchio. 39 secondi di gioco. Il fischio, adesso si riparte, è Calvo che l'autore di entrambi i gol per il Montecchio, a servire Crovadore, il passaggio non si chiude correttamente, riparte il Montebello con Tudela, a servire Rossi, ancora Tudela, tiro potentissimo, respinto ancora da Pozzato, un gioco da parte di Pozzato prestigioso in questo secondo frazione di gioco. Ancora Nardi che fa doppio miracolo straordinario, riparte Tudela a servire Rossi, tiro potentissimo, ancora Tudela, un doppio tiro, la pallina finisce nel momento in cui c'è il fischio e c'è un'azione nella quale rimane a terra il numero 44 Rossi. Dovremmo rivedere un attimo cosa è successo, probabilmente uno scontro tra i due. Riguardiamo in replay il tiro di Rossi, il recupero da parte di Tudela, e adesso è Rossi che prova a tornare indietro, gli casca addosso il giocatore del Montecchio. 2-2 questa giornata per il Montebello, davvero un peccato il risultato raggiunto da parte del Montecchio sul pareggio a praticamente 1 minuto e mezzo dalla fine del gioco, con il 10° fallo, tutto da rivedere, contestato dai giocatori del Montebello su una ipotetica trattenuta da parte di Bolla.
Intanto i sanitari in pista per appunto il contrasto tra Rossi, che però si è rialzato, e adesso non riesco a vedere, e il numero 9 Pozzo. E intanto c'è il fischio finale. (2-2) il parziale, che mette ancora sicuramente un punto importante per il Montebello, certamente ancora difficoltosa la parte finale della stagione. L'ultima giornata sarà davvero decisiva per riuscire a portarti a casa qualche punticino in più. Vediamo il risultato finale degli altri campi, se c'è. Sì, intanto in campo del Valdagno la partita finisce con un risultato di 6-3 per il Recoaro, invece il Correggio sta ancora giocando contro il Tiene e sta vincendo 4-3. Ok, hai anche la possibilità di dirmi quale sarà la prossima nostra partita e quando? Mentre i giocatori si scambiano i saluti, vai. Beh, intanto la prossima partita del Montebello sarà in casa del Bassano e sarà il 19 aprile. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento appunto a Bassano per l'ultima partita di campionato. Da Alessio, Costantino, Lorenzo e Leo un saluto e ci sentiamo presto.